Buona Padania, buona Benacchia a tutti. Oggi parliamo di alcune mostre che sono al centro dell'attenzione, soprattutto a Palazzo Reale di Milano, il meraviglioso mondo della natura, una favola tra arte, mito e scienza. Titolo di questa mostra che va dal 13 maggio al 14 luglio 2019. Sta facendo parlare soprattutto perché tra le realtà presenti c'è anche il famoso ciclo di Orfeo, che era conservato a Palazzo Sorbani, era una lunga storia alle spalle, un ciclo di Orfeo del 1675-1680. Una produzione seicentesca di estremo fascino che rappresenta tantissimi animali che poi sono al centro di tutta la mostra che viene presentata, ripeto, al Palazzo Reale. Una mostra complessa. Poi naturalmente una seconda mostra che voglio segnalare, che è stata prorogata, è a Vicenza ed è il Trionfo del Colore a Palazzo Chiericati, nei Musei Civici di Vicenza, Galleria d'Italia, Palazzo Leone Montanari, è stata prorogata e ci ritorniamo. Ma interessante è anche la scoperta che è stata fatta a Sydney in Australia di un Giorgione, di un disegno, pensate, di Giorgione, che più passa il tempo più appare un personaggio di fine 400 di gigantesca levatura, un personaggio veneto che ha fatto la cultura padana del tempo, l'arte del tempo, attraverso opere che rimangono immortali e che vengono appunto, diciamo, ulteriormente valutate anche sulla base di questi disegni come la Vergine col Bambino, che risulta, pensate un po', da una Divina Commedia ritrovata in maniera inopinata nella biblioteca di Sydney. Poi parleremo anche di due morti illustri, ma questa volta non italiani o padani, lo storico Michel Jeanneret e soprattutto il critico Jean Starobischi, due ginevrini. Io personalmente, Andrea Rognoni, ho una storia particolare con Ginevra. Attenzione, molte persone ritengono che Ginevra sia il simbolo del mondialismo per la presenza di uffici dell'ONU, di altre realtà come la Croce Rossa o di altre realtà ancora che ci riconducono, bene o male, direttamente o indirettamente, alle istituzioni mondiali e mondialiste che opprimono l'intero pianeta. Però c'è un'altra Ginevra, una Ginevra segreta, una Ginevra raccolta attorno alla cattedrale, una Ginevra storica che è di un fascino straordinario. Proprio la Ginevra dove, tra gli altri, divulgò le proprie idee il Calvino, il noto teologo. Ma al di là ovviamente di connotati religiosi, che sarebbe troppo complesso qui riassumere, Ginevra è stata e lo è ancora oggi, attraverso soprattutto la sua università, ma anche tantissime altre realtà che appartengono, ripeto, magari alla Ginevra più nascosta, è ancora un faro della cultura europea, tanto appunto che questi due personaggi che sono cresciuti a Ginevra, Jeanneret e Starobinski, hanno dato, appena morti, appena passati a miglior vita, hanno dato e hanno lasciato un patrimonio straordinario che proprio da Ginevra parte per raggiungere poi tantissime altre realtà francesi, svizzere ovviamente, ma soprattutto francesi, padane e italiane. Ma allora andiamo con calma e cerchiamo appunto di puntare il nostro focus sul meraviglioso mondo della natura, un mondo che ci viene propugnato da questa mostra che è appena partita e che finirà il 14 luglio prossimo. È una mostra particolare, eccentrica, nata dalla collaborazione di più istituzioni pubbliche, Museo di Storia Naturale, il Civico Acquario di Milano, la Galleria d'Arte Moderna, Castello Sforzesco e Biblioteca Sormani. Ci sono molte tele seicentesche con gli animali che costituiscono il cuore dell'esposizione e che abbiamo detto fanno riferimento a tutto quello che era stato conservato e poi restaurato a Palazzo Sormani, nella famosa Sala del Grechetto. Ma c'è tantissimo altro, perché il tema della rappresentazione degli animali o delle nature morte ha attraversato l'Occidente in mille maniere e in mille modi. Tra l'altro la mostra presenta anche opere di Leonardo e Caravaggio,
e tantissime altre realtà, come addirittura una singolare gruppo di animali impagliati che ci vogliono raccontare con la loro presenza quanto nel corso del passato il mondo faunistico, il mondo zoologico giocasse un ruolo straordinario, che oggi è morto a livello artistico, è morto perché pochi pittori rappresentano realtà animali, forse uno degli ultimi, grande padanissimo Ligabue, ma perché questo? Perché poi la realtà zoologica si è trasferita a livello non solo di interesse ma anche di immaginario in altri mondi e in altri contesti che sono di varia natura, di varia forma. Certo, quello che poi, ripeto, rappresenta il nucleo della mostra e che era a Palazzo Sormani, il ciclo di Orfeo, è una costruzione mitologica che parte dalla rappresentazione di tantissimi animali reali o immaginari che alla fine del Seicento, perché lì era stata formata l'opera, che poi ha una lunga storia che vi risparmio perché è passata attraverso delle proprietà dei Medici e dei Visconti, attraverso altre ville come la Villa Verri, ma poi è arrivato a Palazzo Sormani. Il Palazzo Sormani fu acquistato, ricordo, dal Comune di Milano, che divenne proprietario anche di un museo della storia di Milano, che ricostruisce la città, oltre alla famosa biblioteca civica inaugurata proprio negli stessi giorni in cui io, Andrea Rognoni, stavo nascendo, nel 1956. Ma i restauri della Sala del Grecchetto, quindi del mito di Orfeo, sono ad opera firma di Arrigo Arrighetti e hanno prodotto delle cose molto interessanti, come una specie, qualcuno ha detto, di teatro naturale, con luci e scenografie, che cerca di creare un ambiente che non c'è più, ma aspira anche a spiegare, scendendo a patti con la storia naturale, quanto queste enormi tele abbiano da dire ancora oggi al mondo degli studi, agli studi non solo strettamente artistici, attenzione, ma proprio agli studi faunistici, perché per esempio è possibile riuscire a studiare la forma di certi animali, non dico estinti, ma che sono, secondo la nota legge darwiniana, evoluti nel corso degli ultimi 3 secoli, rispetto proprio a fine Seicento, che forse è una delle epoche più interessanti e più intriganti della storia dell'umanità. Quindi il ciclo di Orfeo è il centro di questa grande mostra, ma le nature morte sono stupende. Ecco, una piccola pausa, una piccola concentrazione di focus sulle nature morte. Le nature morte non vivono più di quella fama e di quella ammirazione che c'era una volta. Le nature morte in realtà, che poi hanno attraversato periodi più vasti e più vari anche in Padania, soprattutto attraverso autori bergamaschi e bresciani, ma le nature morte ancora oggi conservano un fascino straordinario, che è legato soprattutto alla capacità di rappresentare qualcosa che, prima che un cibo, che lo diventa naturalmente per vocazione, un cibo tra l'altro che i nostri ristoranti anche padani non offrono più nella realtà, perché la frutta è stata sostituita dal dessert, dal gelato e da quant'altro, ma prima che un cibo rappresentano un valore metafisico, perché la natura morta ha quel significato iconografico di rapporto con i misteri dell'aldilà, con i misteri più profondi dell'aldilà, perché in quella natura morta c'è anche un po', in un certo senso, il destino di un'anima che, avendo abbandonato la dimensione puramente carnale, acquisisce, specie in alcune nature morte proprio del 600, del 700, che sono anche quelle magari degli autori trentini, degli autori cremonesi, oltre a bergamaschi e bresciani, acquisisce quell'alone di sottile magia, ecco, di sottile magia che anima il senso ultimo delle cose umane. E la magia è poi la protagonista di tutta questa singolare mostra, ripeto, il titolo: Il meraviglioso mondo della natura, perché nella natura, con la natura, in nome della natura, veramente oggi si sta parlando troppo. Penso anche alla giornata di ieri, venerdì, che è stata vissuta in termini, secondo me,
terrificanti dai giovani, così si dice o si fa vedere, di tutto il mondo. Poi bisogna sempre capire quanti giovani la pensano esattamente così anziché altri. Certo, non era più riproponibile, e chiudo la parentesi, una giornata che so della rivoluzione o della vita hippie, perché quei tempi sono francamente superati. Ora l'ambiente certo è un problema, ma l'abbordare l'ambiente in termini così vorticosi, da palcoscenico, da istintuale voracità adolescenziale, mi sembra francamente un'offesa, addirittura nei confronti della natura stessa, ma mi tengo le mie opinioni e me ne assumo la responsabilità. L'altra mostra di riferimento, quindi ripeto, questa Meraviglioso Mondo Natura è a Palazzo Reale, lo potrete godere fino a luglio. L'altra mostra di riferimento, vi dicevo, è quella vicentina, perché il successo di questa mostra, del titolo Il trionfo del colore, è stato straordinario a Palazzo Montanari, e dal 23 novembre, ma è stata presa la decisione dal Comune di Vicenza con il Museo delle Belle Arti Pushkin di Mosca, Intesa San Paolo, la decisione di consentire al maggior numero possibile di visitatori che non sono ancora riusciti a vedere la mostra di raggiungerla ancora per diversi giorni, fino a primavera inoltrata. Si tratta di 60 capolavori della grande stagione, anche qui unica e irripetibile, dell'arte veneta settecentesca. Parliamo di Tiepoli, di Pittoni, di Canaletto e Guardi. Io a Canaletto e Guardi dedicai una mostra speciale sul paesaggio a Lissone una quindicina d'anni fa. Molte di queste opere sono provenienti dal Museo delle Belle Arti, abbiamo detto, di Pushkin di Mosca, che noi visitammo pur rapidamente nel viaggio che facemmo come Arte Nord nel 2016, ma quello che poi importa nella realtà è proprio, partendo dal titolo, il ruolo del colore, che è un ruolo molto più importante di quello che solitamente viene affibbiato al Settecento, che sarebbe, rispetto al 500 e 600, portatore di maggiore opacità. Ma proprio qui colleghiamoci al discorso su Giorgione, perché Giorgione, il grandissimo pittore veneto di fine 400, in realtà aprì una stagione completamente nuova, non solo rispetto al Medioevo ma anche rispetto all'antichità, portando alcuni spunti anche all'interno dell'arte religiosa, anche se moltissime in realtà non sono assolutamente religiose, quelle dipinte da Giorgione, anche attraverso i disegni. Quindi la scoperta qual è? È stato ritrovato a Sydney, alla Biblioteca Universitaria di Sydney, una Divina Commedia, quindi si parla di un libro e non di un'opera d'arte diretta, pubblicata a Venezia nel 1497 e arrivata, non si so per quale lungo percorso, proprio a Sydney. Sì, per capirci, non lontano da quella Nuova Zelanda dove è successo il fattaccio di ieri alle moschee. Ci si è accorta che all'interno di questa Divina Commedia si trova un disegno che illustra la Vergine col bambino. Moltissimi critici d'arte si sono subito interessati alla questione e è appena uscito un saggio dal titolo in inglese, dal titolo Giorgione in Sydney, all'interno del notissimo The Burlington Magazine, nel quale il saggio si dà conto appunto della scoperta, del fatto appunto che il disegno riportato sulla Divina Commedia è proprio a firma di Giorgione, e al di là delle difficoltà di capire la provenienza reale del volume, e a parte anche le sottolineature a penna di alcuni passi del poema, l'iscrizione in lingua italiana ci colpisce, che dice: a di 17 settembre, una lingua italiana padanizzata e di tipo di impostazione rinascimentale, morì Giorgio da Castelfranco di peste, pittore eccellentissimo in Venezia di anni 36. Quindi il 17 settembre muore il Giorgione del 1510, muore il Giorgione che era originario di Castelfranco a soli 36 anni.
Secondo questa iscrizione, dunque, il pittore, si conferma il fatto che il pittore sia morto a quell'età, come peraltro si intuiva e si sapeva, ma ancora non si poteva sapere la data precisa se non attraverso questa scoperta, ripeto, di Sidney del 18 settembre, meglio tra il 17 e il 18. Notizia clamorosa, perché sino ad ora, per esempio per le notizie che ci aveva dato il Vasari nei suoi libri, si ipotizzava che il pittore fosse nato in realtà fra il 76 e il 78, quindi in date diverse rispetto al 73 e 74, che risulterebbe dall'iscrizione di Sidney. Ma poi l'iscrizione conferma tantissime cose oltre a queste, cioè l'interesse che Giorgione aveva nei confronti della Divina Commedia, quindi dell'universo dantesco, e poi questo disegno straordinario in gesso rosso che si trova nella stessa pagina sotto l'iscrizione di morte di cui abbiamo detto. Raffigura una vergine col bambino e ha le caratteristiche di uno studio in abbozzo per eventuale quadro. Ecco, secondo gli estensori del saggio, il disegno, i critici sono comunque di lingua inglese, il disegno sarebbe da collegare a un gruppo di dipinti giorgioneschi proprio come stile, come gusto, come orientamento, come l'Adorazione dei pastori e la Sacra Famiglia, che sono conservati, pensate un po', alla National Gallery of Art di Washington, ma anche un po' all'Adorazione dei Magi alla National Gallery di Londra, e anche, per finire, all'incompiuta Adorazione dei Pastori, incompiuta proprio per la morte in giovane età del Giorgione, Adorazione dei Pastori, che viene conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Ora, tutte queste opere hanno raggiunto lo status di autografi dopo la comparazione dei disegni sottostanti, chiaramente emersi dalle tecniche a raggi infrarossi. Ultimo dato, l'unico disegno ritenuto autografo di Giorgione, anch'esso a gessetto rosso, che rappresenta un contadino seduto davanti al castello di San Zeno a Montagnana in Veneto, conservato a Rotterdam, è stilisticamente molto simile appunto al disegno che è stato riscontrato a Sidney. Quindi sono tutte belle notizie. E voglio ricordare poi che di Giorgione ci rimane anche una testa da giovane, che è probabilmente un autoritratto, che è conservato a Budapest, che è una delle opere finali, perché ci fa vedere un Giorgione 35enne prossimo oramai alla morte, morte che è avvenuta di peste. Peraltro sono usciti dei bellissimi romanzi di cui avevo parlato un annetto o due fa a Radio Padania, che ci raffigurano una vita estremamente sofferta del ragazzo di Castelfranco, vissuta in mezzo a cortigiani di Venezia, in mezzo a tante vicissitudini non scevre, lontane dalla dimensione della droga, ma comunque a parte questi aspetti che sono poi tipici, un po' maligni, tipici perfino del Caravaggio e via dicendo, certamente noi acquisiamo ogni volta di più che ammiriamo le opere di Giorgione la percezione che questo straordinario, questo ragazzo di Castelfranco aveva delle doti magiche veramente, per la capacità di riuscire a interpretare attraverso i volti, sia religiosi sia non, si pensa appunto all'autoritratto, la più profonda traccia dell'interiorità umana, di un'interiorità modernissima che stravolge i canoni tradizionali del Medioevo, ma anche di un certo Rinascimento un po' stereotipato, per capirci, alla Piero della Francesca o addirittura alla Leonardo da Vinci, il quale certo quest'ultimo è stato un genio, si sta celebrando l'anno leonardesco, però probabilmente come pittore non aveva quelle doti di rinnovamento radicale, totale, rivoluzionario che aveva proprio il Giorgione Veneto. Del resto Leonardo era di origine toscana e il Giorgione, non si può negare questo fatto, è interprete invece di una più squisita, intima, autentica arte padana. Bene, abbandoniamo l'arte e comunque naturalmente pieni di orgoglio per questo ritrovamento che è stato fatto a sfondo bibliografico, per parlare di due morti illustri che sono questa volta svizzeri. Sono lo storico svizzero Michel Jeanneret, studioso di fama internazionale. E che cosa ha scritto Jeanneret? Delle cose molto interessanti proprio sull'umanesimo e sul Rinascimento, non in chiave artistica ma in chiave letteraria.
era professore emerito di letteratura italiana e francese proprio all'Università di Ginevra, di cui vi ho parlato, la città che gli ha dato i natali, e si era occupato in particolare, pensate un po', di alcuni padani come Ludovico Ariosto, Pietro Bembo e Torquato Tasso, perché era stato affascinato da che cosa? Dalla scrittura rocambolesca, dalla scrittura immaginifica di questi grandi autori. Che certo sono stati conosciuti tardi dalla cultura francese in termini reali, ma non poi dalla cultura francofona, perché qui stiamo parlando di Svizzera francese, ma poi sono stati rimasticati perfettamente da personaggi proprio come il Jeanneret, che tra l'altro ha insegnato anche al College University di Londra, ha insegnato a Cambridge e alla Johns Hopkins, all'Università di Baltimora negli States. Aveva ricevuto anche un premio speciale dal Collège de France e in Italia, cioè in Padania, il premio Antonio Feltrinelli per la cultura letteraria del Rinascimento, nonché il premio Natalino Sampegno della critica letteraria. Soprattutto rimangono la sua interpretazione dell'Ariosto, che è un'interpretazione insomma vista da nord in un certo senso, vista dalla Svizzera, che riesce a mettere a fuoco soprattutto la dimensione fantastica dell'Ariosto, che era uno scrittore tipicamente padano nel suo eclettismo, anche se poi sappiamo che non gli interessava girare per il mondo, come invece magari faranno tantissimi altri autori, ma la riservatezza dell'Ariosto era direttamente proporzionale ad una fantasia che forse non viene battuta da nessuno. L'altro grande personaggio che è passato a miglior vita in questa prima quindicina di marzo è il grandissimo critico letterario Jan Starobinski. Starobinski soprattutto tra anni 60, 70 e inizio anni 80, sull'onda di quello che fu il boom dello strutturalismo, del marxismo e di altri approcci innovativi delle opere letterarie, divenne famosissimo. Fu tradotto anche tantissimo attraverso l'Einaudi, che rimane una casa editrice più che onorevole proprio per tutti questi argomenti in lingua italiana. Dunque, qual è il centro del discorso della critica d'arte di Starobinski? Lui riesce a unire Sigmund Freud, perché sicuramente è stato tra i primi Starobinski, altro ginevrino, ma vi ho spiegato perché io ho un rapporto molto particolare con Ginevra, anche perché abito in una via intitolata a un ginevrino, Giovanni Vercé, e che era nato a Ginevra ma poi aveva vissuto a Milano e aveva compartecipato a un certo risorgimento, perché aveva scritto il Giuramento di Pontida, che è un'opera in cui si parla di Lombardi prima che di italiani. Ma quello che importa è l'origine ginevrina e la capacità tutta ginevrina di cogliere lo spessore della vita, delle cose, dell'arte, della cultura e delle lettere. Bene, Sigmund Freud fu fatto passare, sdoganato definitivamente con la sua psicanalisi da Jan Starobinski. In che senso? Jan Starobinski riuscì a interpretare molti letterati ma anche molti studiosi illuministi come Montesquieu, Rousseau e Diderot, ma certamente Montaigne, La Bruyère e anche alcuni autori più recenti, ovviamente del mondo francese come Balzac, attraverso la psicanalisi. La mia idea, ritengo che sicuramente, come ci ha spiegato Starobinski, è giusto affrontare un'opera d'arte, mettiamo anche perfino l'Orlando Furioso di Ariosto, attraverso la psicanalisi. E come si potrebbe per esempio spiegare la follia di Orlando se non si conoscesse la psicanalisi, la psichiatria? Penso che non ci sarebbe niente da fare. Ma anche in passi autori dove non si parla di psiche risulta molto importante la lettura psicanalitica delle cose, soprattutto dell'opera di Sigmund Freud, anche se poi a me piace tanto, lo sapete, Jung, allievo svizzero. Freud non si interessò quasi mai direttamente di letteratura, però pose le basi appunto per una certa interpretazione che rimane cardinale, che Starobinski ci ha regalato. L'altro autore era Leo Spitzer, che era un autore di formazione idealistica, quindi lui conosceva molto anche la cultura tedesca. E poi l'esistenzialismo, ma non per Starobinski
un esistenzialismo alla Sartre, troppo votato, ha una dimensione palingenetica di imprinting marxista, quanto un esistenzialismo di tipo fenomenologico, insomma, vicino allo studio dei fenomeni e al sottile rapporto fra apparire e essere in letteratura. Tutto questo fece di Starobinsky un mago, un eroe, un santo, che venne addirittura omaggiato di un premio da parte di Pertini. C'è una bellissima fotografia, il premio Balzan, con Sandro Pertini a Roma il 15 novembre del 1984, che consegna il premio Balzan proprio alla grande Jean Starobinsky. Pensate, Starobinsky ha vissuto un secolo, è morto a 99 anni e ha avuto tutta la possibilità di attraversare tante sfere della nostra realtà, del nostro mondo, riuscendo in qualche modo a far intendere come dietro un'opera d'arte o soprattutto di letteratura c'è tanto spessore di pensiero, molto più di quello che normalmente l'estetica tradizionale usa e fa. Quindi un fenomeno davvero sotto tutti i punti di vista, perché in un certo senso, come sottolinea tra l'altro anche sul Sole 24 Ore il critico Gabriele Pedullà, è riuscito al tempo stesso ad essere il più classico e anche il più sperimentale degli esegeti, cioè dei critici letterari, naturalmente. Lui era di origine slava, ma poi naturalmente la crescita a Ginevra gli mise come delle antenne sulla testa, proprio perché Ginevra, pensate anche ai Natali di Rousseau, ha creato dei personaggi in grado di superare i luoghi comuni, secondo me, proprio per la sottigliezza dell'educazione, della formazione tipica di quell'università e di quel mondo, appunto, che al di là delle apparenze, ecco, il discorso tra apparire e essere, ci ha permesso di raggiungere il fondo stesso della realtà. Caro regista Andrea, siamo arrivati al termine. Siamo davvero arrivati al termine, vi ringrazio della pazienza, abbiamo parlato dei appena defunti Jeanne Rey e Starobinsky di Ginevra, abbiamo parlato delle mostre che vi ricito e che vi consiglio, quella di Milano che insomma va consigliata soprattutto per la presenza del ciclo di Orfeo e che si intitola Il meraviglioso mondo della natura a Palazzo Reale, e quello di Palazzo Montanari a Vicenza, che invece appunto verrà prorogata ancora per un tanto tempo, e poi la riscoperta del grandissimo Giorgione, un mito eterno. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.